Parliamo di reti. Non possiamo crescere se non siamo collegati tra noi e con il mondo. Dobbiamo creare contesti in cui le imprese sappiano lavorare insieme, investendo su processi di innovazione che partano dal basso. Per questo trovo che il progetto della banda larga a Verona sia strategico. Per questo Confindustria ha messo a disposizione risorse ed entusiasmi. Io credo che le tecnologie digitali, uno strumento per creare reti di relazioni, di conoscenze, di business, di persone, siano il detonatore dei processi nuovi dell'economia e della società. Derek Decker-Kofe ci aiuterà a capire meglio e soprattutto entrare nel merito della cultura digitale. Ma parlo di reti in senso lato, reti per il collegamento tra le aziende, per aumentare la produttività, per aiutare l'evoluzione del nostro sistema manifatturiero, reti per raggiungere mercati lontani, reti tecnologiche, reti infrastrutturali. Ne ho parlato con Enzo Rullani, che è con noi oggi, che è un grande esperto di sviluppo e di sistemi territoriali. Il Veneto ha una grande esperienza in materia di distretti industriali. Ora deve conquistare la leadership nella creazione di filiere italiane ed europee. Sappiamo che è indispensabile trasformare i legami locali in relazioni globali. Solo così si possono sfruttare le opportunità offerte dal sistema mondo. I distretti prima, le reti oggi e domani servono per la crescita dimensionale delle nostre imprese. Ma questo non basta se non è accompagnata dalla crescita vera, che è quella della produttività. Ma reti significa anche valorizzare quello che noi abbiamo di più prezioso, la nostra posizione geografica. La nostra posizione geografica è una risorsa naturale, è un giacimento di energia che abbiamo sfruttato, ma che dobbiamo sfruttare sempre di più. Dobbiamo investire sui collegamenti che rendono Verona una città europea e mondiale, per se stessa e per tutto il Veneto. Dobbiamo continuare ad avere un aeroporto all'altezza, puntare su alta capacità e alta velocità. Verona deve aprire il Veneto al nord. Ma Verona deve essere anche più vicina al mare, Adriatico e Tirreno, deve agganciare la mobilità del nord Europa e quella del Mediterraneo. Nella ricerca intelligente delle specializzazioni non c'è posto per la concorrenza fra territori limitrofi. Verona ha un primato, ha una vocazione che va coltivata perché è capace di generare valore. Per questa assemblea abbiamo preparato un documento che si intitola Verona 2020, che è un documento che vi verrà distribuito alla fine e che descrive le nostre eccellenze, il nostro profilo, ma anche quelli che sono i temi su cui pensiamo di costruire il nostro futuro. È un documento che parlerà dei temi che stiamo trattando questo pomeriggio e che si intreccia con la possibilità di fare qualcosa concreto nella nostra provincia. Io mi auguro che questo documento possa diventare una traccia con cui decidere le cose da fare a partire da domani. Vedrete che sulle infrastrutture possiamo e dobbiamo fare molto. La mobilità di persone, idee e merci è la nostra chiave per il 2020. Serve per attirare a Verona ancora più aziende straniere che portano sviluppo. Serve per attirare un turismo maggiore. Verona è la quarta città turistica italiana e dobbiamo avere un approccio industriale al nostro turismo, che vuol dire guardare avanti ed investire. La mobilità serve a diventare più aperti, più plurali e a rimanere competitivi.